Sì, facciamo il cancello che è più basso ed è più facile. Quindi vai tranquilla. Nuove racchette! Olè. Spero anche ti servono. Cioè che siano utili perlomeno. Spesso guardo su Piero Web. Manda anche sulla trasmissione? No, non lo so, non sai che non lo so se mando da ragazzoni, non lo so. Ma io spesso guardo lì, o Piero Web, o vie normali, o altri comunque. Non lo so che... In tutta sincerità non lo so. Mazzi di tamburo forse, ma per me sono tutti mazzi di tamburo, quindi... Magari qualcos'altro. Non dire a me. Io so riconoscerti i molluschi ma non i funghi. Ecco, brava. Brava Babi. Sono già stanca. Brava, così si fa. Spettacolo, va. Lo spettacolo della natura, va. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi. C'è Spedosio. Vedi che li vedi, nascosti nel buio. Cosa? I due paesini che ti dicevo prima. Era e Cespedosio, guarda, uno è lì e l'altro è là. Non si vede. No, si vede, guarda là, quel gruppo di case. Ma quello celeste? Sì, quello, non so, uno dei due, era o Cespedosio, non so quali sono. E l'altro non lo vedo. Là in fondo, guarda, a destra là, là in fondo, in fondo. Ah, in fondo! Sì. Che non è molto bella, sinceramente. Vedi? Ah, i pannelli solari, Sì. certo, così hanno l'acqua calda sempre. Quello sì. Sì. Come adesso arriva. Sì. Porta via le vene. Eccolo che arriva, è da qua. Mi sa che la fai in estate qua al picnic. Devo prendere un po' solo. Vai, vai. Vai, Babi. Vai, Babi. Come va? Va tutto bene? Sì. Brava. Ti vedo in forma oggi. No. Vai, Babi. Sai che bello questo canaletto scavato nel muro. No, ben curato. Scivola. C'è le zampogne lì per andare.
Quindi e questo tornante nel bosco ti può confondere, però basta che guardi i bolli, no? Li trovi subito. Che mega bastionata! Che mega bastionata! Mi ricorda un po' il Monte San Martino, fischia, nel tratto iniziale. Bello. Vai Babi! Saluta! Occhio. Che pensa che bei panorami, fischia. Bellissimo, fia. È uno dei più belli questi per me. No, questa qua è anche un po' di amor di patria. Visto che a Bergamo. Visto che è di Bergamo questa montagna. Anche se non c'è il lago, è bellissima comunque. Su, forza, coraggio, Abra, senza paura. Esatto. Esatto. Panchine. È un sentiero domenicale, ci sono anche le panchine. Picnic, esatto. Non ti sedere però perché se non ti rialzi più. Di nuovo nel bosco, Babi. Ma credo che la vetta non sia lontana però. Sai? Credo che la vetta non sia lontana. No. Speriamo perlomeno. Siamo. Cioè. Passo perlomeno. Grialetto, sei contenta? Mi sono ricordato che sei sul passo di Grialetto. Puoi guardare con il resicone. Grazie. Un bel venticello fresco.
Sì, è la baita Cancervo, è un rifugio. Ah, Sì. Andiamo sul vento, se no si lavorerà con la baita lì. È lontanissima. prossimo anno. Esatto. Brava, che sono mai fitiche queste culate di vento. Già proteggersi il possibile. La prossima volta, cappello, ma la prossima volta. Dai che non manca tantissimo. Siamo arrivati praticamente. Che non ti ferma nessuno. Cosa? Stai ancora filmando? Sì. Oh, basta. Vai Babi! Mi sforzi della barca per raggiungere il Monte Cancevo. Vai Babi! Cinque minuti di sforzo, siamo arrivati. E poi siamo in pianura praticamente. Resegone. Dove c'è? Ah sì? È un altopiano. Che roba! È bellissimo via. Ambiente selvaggio fischia. Questa croce continua a allontanarsi, guarda. Praticamente penso che quelli là siano saliti da lì, Non è abbastanza, ci sto. Eccoci! Alleluia! Eh sì, è vero! Vai, guarda su calcio qua! Grande Babi! Brava! Bravissima Fisca! Compri me, batti 5!
bellissimo, la più bella questa secondo me. Cervo 1800 metri ora, va priodata. Sì. Però va priodata in provincia di Milano, non so io. Bello, si piazza, non di cosa c'è. La bandiera tibetana, Abi. Ciao Abi. Sì, no, ma c'è anche la Madonnina. Bellino. Dai, da te qua. Cosa c'è scritto? È proprio è un altopiano questo, fischia. Un tiro di corda. È un ricordo probabilmente di un alpinista che è morto. Fa piangere. Bene. Grande Babi. Ma dove più o meno? Sud America? Ma non so se era Perù o cos'altro. C'era questa città in mezzo proprio, come come se fosse in una valle. Ah sì? Che città potrebbe essere? Machu Picchu? Ma no! Non lo so. Abitata tantissimo! Ah, La Paz? Non lo so. E allora signorina, cosa ne pensa di questa salita? Diciamo che questa montagna è abbastanza semplice, insomma, non ci sono tratti faticosissimi dove uno dice aiuto, non ce la faccio. Ci sono tante zone piane, insomma, e il sentiero è sempre molto largo, quindi perfetto. Bella anche. Sì, in alto c'è un bellissimo panorama da entrambi i lati della montagna. È vero, è bellissimo. Complimenti, Bello. Sì, complimenti al creatore di questa montagna. esatto. Ma più che altro è il vento che ci ha fregato, basta, solo quello. E solo, diciamo, quando il sentiero si separa per andare prima da un monte oppure dall'altro, c'è questo piccolo avvallamento dove l'aria entra e lì c'è un forte un vento, ma poi passa subito. Esatto, passo Grialeggio. Ah, ecco. Guarda Barbara, Venturosa, uno dei possibili obiettivi dell'anno prossimo. Sono lì probabilmente alla baita a mangiare, sì.